La Sicilia è ancora una volta protagonista del mondo, afferma l'assessore Maglio Messina. Siamo molto orgogliosi di mettere in mostra le nostre bellezze con questa esperienza immersiva. Portare il progetto Heritage qui a Dubai è la prova di come la cooperazione può produrre sicuramente progetti di grande efficienza in un momento così difficile a causa della pandemia. Parlare di nuove tecnologie e progettualità credo che sia il momento migliore per svilupparle e dare risposte a un settore drammaticamente colpito come quella del turismo. Il progetto Heritage, cofinanziato al 90% dall'Unione Europea, ha un budget complessivo di 3,8 milioni di euro per la realizzazione di prodotti innovativi per una fruizione inedita del patrimonio UNESCO, ha una durata di 30 mesi e vede coinvolti l'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e altri 6 partner come l'Egitto, la Giordania, il Libano, Portogallo, Spagna e Italia. Per noi è stato oggi un bell'incontro, un momento davvero di ampio respiro. Portare il progetto iHeritage qui a Dubai è motivo di orgoglio, ma anche dimostrazione di come la cooperazione, la collaborazione può produrre sicuramente progetti di grande efficienza. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, con il Covid che non cessa di lasciarci, ecco, parlare di nuove tecnologie e di progettualità credo che sia il momento migliore per svilupparli e per dare risposta a un settore drammaticamente colpito come quello del turismo.